Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Di seguito i titoli più importanti di questo pomeriggio. Cambia lo statuto della città metropolitana di Catania, la prima in Italia a introdurre una modifica che permette il ritorno all'elezione diretta del sindaco. A dare il via libera alla proposta di Forza Italia è stata l'Assemblea dei Sindaci. La cronaca nera non ce l'ha fatta l'anziano di 90 anni che lo scorso sabato mattina è stato investito da un camion. Rimasto schiacciato tra la motrice del mezzo e il rimorchio, l'uomo si è spento al Cannizzaro dopo 2 giorni di agonia. Si chiude con la revoca della confisca di 100 milioni di euro l'inchiesta nei confronti di Giuseppe Ferdico, il cosiddetto re dei detersivi di Palermo, titolare del più grande centro di distribuzione della Sicilia occidentale e di oltre 20 supermercati. Passi avanti nell'istruzione con un piano triennale da oltre 700 milioni di euro per il rilancio del sistema educativo siciliano. Al via da mercoledì 8 incontri con i dirigenti scolastici e la comunità educativa sul territorio siciliano con l'obiettivo di ascoltare le richieste del mondo scolastico. Chiudiamo con le previsioni meteo per domani. La perturbazione che negli ultimi giorni ha portato piogge e temporali sembra pronta a cedere il posto al bel tempo. Nessuna allerta meteo quindi da parte della Protezione Civile. E con questo è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.